Quest'oggi negli studi di Verona Network con Leonardo Cantiero, rider del 2003 che corre con Team BMX Verona. Innanzitutto benvenuto nei nostri studi, Leonardo. Grazie. E guarda, inizio questa intervista con una domanda un po' bruciapelo. Perché una disciplina così sui generis come la BMX e non per esempio il calcio? È una disciplina così perché a me piace molto l'adrenalina, cerco sempre di sfidare me stesso e non andare sempre sul sicuro. È uno sport molto pericoloso, quindi a me piace essere sempre lì, sul Uno pezzo. sport al limite, giusto? Sì, molto. E agli onori della cronaca ultimamente c'è stata questa vittoria al Trofeo delle Nazioni in terra Esatto. francese a Saint-Étienne. Giornata di sabato ti ha visto terminare con l'8° posto, invece ti sei preso una bella rivincita domenica, giusto? Certo. È stata una bella emozione. Purtroppo il sabato non è andato molto bene perché sono caduto e la domenica mi sono rifatto molto bene perché vincere contro i francesi in terra francese è una soddisfazione. Anche perché era la più prestigiosa competizione indoor, giusto, in Certo. disciplina, quindi Esatto. aggiunge valore questo alla tua Molto, impresa. molto. Sicuramente lì c'è anche un giro di sponsor e comunque è una bella gara perché viene gente da tutta l'Europa, quindi in confronto a un italiano è molto più difficile. Parlavi della caduta nella giornata di sabato, ti chiedo quali sono le variabili che possono influenzare positivamente e negativamente una gara di BMX. Allora, positivamente hai molto confronto, c'è molto confronto perché nella mia età siamo in molti che siamo molto forti e siamo molto attaccati. Aspetti negativi purtroppo ci sono le volte in cui ti tocchi e cadi, come ho fatto io. Il BMX un po' come metafora di vita, alla fine ti prepari tanto per un evento, per una corsa e poi devi essere sul pezzo nel momento decisivo, insomma Esatto. come nella vita ci prepariamo per un avvenimento, un esame e non lo dobbiamo fallire, se no vanifichiamo tutto quanto il lavoro pregresso, sbaglio? Esatto, infatti per la BMX mi preparo molto, sì, nel campo anche della palestra, molto carico, ma mi ha cambiato anche la vita, nel senso che sono molto più organizzato anche nel campo della scuola, mi organizzo con i compiti, con lo studio, insomma riesco a gestirmi molto meglio grazie a questo. Quindi strutturare la tua giornata tipo è fondamentale per avere ottimi Molto. risultati anche a livello sportivo, immagino, Molto giusto? fondamentale. Un tuo allenamento tipo come si articola? Allora, io faccio nei giorni dispari la palestra che si struttura di carico con pesi e esplosività. Invece nei giorni pari faccio pista che cerchiamo soprattutto la tecnica nei movimenti, nei salti, molto difficile. E invece il weekend di solito quando non abbiamo gare facciamo fondo in bici da ciclismo. Un'affermazione questa in terra francese al Trofeo delle Nazioni che è giunta al termine di 2 stagioni travagliate per te, 2 stagioni ricche di infortuni. Ti chiedo come si supera questi momenti di difficoltà come atleta e come si fa a vedere insomma la luce in fondo al tunnel. Bisogna crederci sempre, nel senso che c'è stato un momento, il primo infortunio, in cui mi sono demoralizzato tanto perché non potendo più correre e confrontarmi con gli altri è stato un brutto colpo. Però comunque sono riuscito a circondarmi di persone che mi hanno veramente aiutato e sono ritornato più forte di prima, quindi Perché nello sport e nella vita è la passione e determinazione a muovere certo, tutto, giusto? molto. Due ingredienti fondamentali nella vita, soprattutto di un atleta. Allora, sì, sì. E ti chiedo, European Cup 2020, 2 prove qui in Italia, come ci stiamo avvicinando come movimento BMX? Mi sto preparando molto, ma molto bene, nel senso che adesso sono più o meno a metà preparazione, vedo già netti miglioramenti. Secondo me sarà interessante, molto interessante correre. Poi sono anche con l'età in più, corro con l'età in più, quindi vedremo. Sarà una bella gara. Ti chiedo un'ultima cosa, se scruti il tuo futuro, cosa vedi all'orizzonte?
È una carriera, a parer mio, molto promettente, nel senso che grazie anche al mio allenatore che mi sta preparando bene, secondo me riuscirò a fare qualcosa di buono. Io punto alle Olimpiadi 2024, quindi Obiettivo distante, insomma, ma come sì, hai detto prima, la però determinazione comunque che ci permette talvolta di superare anche sì, difficoltà e non si raggiungere molla degli mai. obiettivi che sembrano irraggiungibili, insomma. Quindi ti auguriamo di coronare tutti i tuoi sogni, Leonardo. Grazie mille.